Sicuramente è molto importante risanare questo scollamento, questa ferita che c'è, che ha prodotto questa separazione che generalmente l'uomo moderno vive nei confronti del territorio, cioè sfruttamento, ok? Allora, passare dallo sfruttamento a una relazione che è cosciente di questa biomedicità permette anche di viverselo meglio il territorio. Per conoscere il territorio possiamo utilizzare come mappe quelle che utilizzavano gli antichi. Esatto, entrare in connessione con un passato che è ancora vivo in quei particolari luoghi che però vanno ricercati e sentiti, e quindi rientrare in connessione con queste forze non può che essere benefico in sostanza. Sì. Non so se mai più parlare delle costellazioni familiari, La sorta di DNA spirituale che ognuno di noi possiede. Cioè, a me piace tantissimo far vivere alle persone la connessione col territorio attraverso la costellazione del territorio stesso. Quindi prendo il gruppo e dico ok, tu fai Montevenda, tu fai il centro storico di Padova, tu fai Palazzo della Ragione, ok, tu Pellestrina, l'altro il Monte Grappa. La gente inizia a dare matto, nel senso buono, nel senso che inizia proprio a entrarci dentro, entrare in queste relazioni tra luogo e luogo, perché poi la geografia sacra parla proprio delle relazioni tra i luoghi e ridare vita ai luoghi, intensifica tutto. Esatto, esattamente come le costellazioni familiari ci uniscono a volte senza che possiamo percepirla consciamente, così i luoghi noi possiamo unirli in costellazioni o agganciarci, sì. Perché il campo morfogenetico, come si usa dire, di un luogo è chiaro che entra in contatto col tuo campo morfogenetico e questo incontro dà luogo a un sacco di reazioni che, se sono vissute in maniera inconsapevole, alle volte possono passare anche inosservate. Invece, mettendoci la consapevolezza e imparando a dialogare con il genius loci, con lo spirito del luogo, allora... Questo è un concetto molto quasi basilare per quello del genius loci, per gli argomenti che andremo a trattare. Assolutamente sì, perché è proprio questo il senso. Sì, e forse è il nocciolo di tutta la... Entrare in connessione con un luogo, tu devi entrarci come se fosse una persona. Sì, una persona, okay? Un'entità vivente. Un'entità, e ti accorgi che effettivamente ha una sua personalità, ogni luogo ha una sua personalità, ogni luogo in più è caratterizzato, cioè su questa sedia quanti anni avrà? Quanta gente si è seduta su questa sedia? Quante idee folgoranti che hanno cambiato il mondo sono state prodotte. Sedute su questa sedia? E Fabio, in questo momento tu sei sto producendo idee, sviluppato da questa energia. Però, a parte gli scherzi, quando tu entri in contatto con il campo energetico di un luogo, è chiaro che vieni informato e informi a tua volta. E quindi in un moto perfetto. Veramente in quel recinto sacro dove sono stati svolti certi rituali legati alla luce piuttosto che al buio, piuttosto che alla rinascita, la rigenerazione o alla conoscenza, eccetera eccetera. Cioè, quanta gente c'è passata e ha impresso in quel luogo la propria energia, la propria personalità, e alla fine questo potpourri dà un gusto che è particolare, è speciale, è unico. È unico di quel luogo. Di quel luogo. È la sua ricetta di conoscenza. Che può essere gustata però utilizzando gli strumenti che già possediamo, ma che vanno, come dire, punzecchiati e risvegliati costantemente. E vanno anche sistematizzati, perché le mappe mentali e la cosmologia di cui parleremo servirà proprio a questo. Cioè ti dà una griglia nella quale tu puoi organizzare meglio le tue percezioni, i simboli che trovi, il significato della simbologia usata in quel luogo, di quei colori, di quelle forme, eccetera eccetera.